Amici sportivi di Fanner, ben ritrovati dal campo Melli in Roma, prima categoria laziale, girone F, 19ª giornata. Di fronte ci sono il Play Eur e il Città di Pomezia. Inizia in questo momento il match, primo possesso in favore del Città di Pomezia, che attaccherà da sinistra a destra in maglia rosso-blu, da destra a sinistra invece i padroni di casa del Play Eur, che vogliono la zona playoff, vogliono le zone alte della classifica, in maglia nera. Gestisce adesso la difesa ospite. Sbaglia il controllo Caprioli però, e dunque rimessa con le mani che verrà battuta da Mirante. Lunga sulla fascia. Si libera bene Orlandi. Bongartz in profondità. Entra in area Baislak. Evita due avversari. Lato corto dell'area di rigore destro Buggiani. Sbaglia il controllo e regala la rimessa in gioco che verrà battuta da Crisafulli. Andrà a lungo con il destro, l'estremo difensore ospite. Palla che arriva a centrocampo, Pantaleoni la contende, guadagna il possesso adesso il Play Eur. Buggiani mette giù. All'indietro per Porcacchia. Mazzesi. Ancora Porcacchia. C'è Bongartz che stoppa un buon pallone, subisce anche un colpo da parte dell'avversario. Recupera palla però adesso il Pomezia. Vallesi. Buono il tocco all'indietro. Non ha sprecato il possesso della sfera. Adesso anche un buon cambio di lato. D'Ambrosio non controlla però. Temperini con le mani. Mazzesi. Gira per Porcacchia. Buona la finta. Non ha spazio però, attaccato molto bene da Vallesi. Adesso lo salta. C'è Bongartz. Non spreca però il pallone, preferisce giocare all'indietro. Mazzesi allarga per Temperini. Attaccato, è costretto ancora a scaricare all'indietro, non trova spazi in avvio il Play Eur, che viene da un ottimo risultato in trasferta, 4-0 ai danni del Real Velletri nell'ultimo turno. Temperini adesso, rimpallato il suo cross da D'Ambrosio. Sarà dunque ancora rimessa in gioco con le mani per il numero 2, che non trova compagni però che si muovono. Esce bene il Città di Pomezia. Tutto rinchiuso nella propria metà campo. Palla lunga adesso. Può gestire con calma Porcacchia. In profondità il lancio di Mazzesi. Irraggiungibile, ma per poco Bongartz non riesce a controllare un pallone impossibile. Lungo il pallone in avanti, colpo di testa di Bongartz. Sarà ancora rimessa con le mani, questa volta in favore del Città di Pomezia. De Angelis alla battuta. Caprioli prolunga. Porcacchia. Buono il colpo di testa di Quaglieri, che adesso può mettere giù, anzi colpisce ancora il pallone di testa. Lo recupera Vallo.
Fase confusa di gara adesso. Si lotta molto a centrocampo, ne esce il play-eur. Ancora un errore però in fase di impostazione. Ennesima palla lunga. Mirante in chiusura. Serve Porcacchia, che con calma lancia però male il pallone. Recupera Pantaleoni, che si spinge in avanti, si gira. Dall'altra parte c'è Orlandi. Tenta la percussione. Buona la chiusura di De Angelis, che può liberarsi del pallone. Lo fa bene. Un po' a fatica, prova a uscire il Pomezia. Ma recupera il pallone ancora una volta. La difesa padrona di casa, che è la seconda del campionato, con soli 12 gol subiti finora in 18 partite. Quaglieri si guarda intorno, non ha compagni da servire, dunque è costretto a ricominciare all'indietro. Porcacchia. Bugiani sbaglia il tocco. Comodo l'intervento di De Angelis. Ballo spazzavia. Braccini manda in avanti. Lori sulla fascia di destra. Ripiegamento difensivo perfetto di Bongars, che si libera molto bene della sfera. Serve Pantaleoni. Lungo in profondità. C'è Bajslak. La chiama però Crisafulli, che può far ripartire immediatamente l'azione dei suoi. Ballo. Passaggio rischioso in orizzontale. Infatti recupera molto bene Bajslak, che però scivola sul pallone da terra. Sarà ancora Crisafulli, servito da Gentile. C'è Orlandi che si avventa. Serve poi Quaglieri, cross in mezzo, palla che sfila per tutta l'area di rigore e finisce da quest'altra parte in fallo laterale. Rimessa in zona difensiva per il Città di Pomezia. Sempre De Angelis alla battuta, colpo di testa di Bongars, mette giù Bajslak, limite della rigore, prova il destro, si distende Crisafulli sulla sua destra, prima occasione per il play-eur. Non è riuscito però a dare molta potenza al suo destro, che ha rimbalzato più volte prima di giungere comodo tra le braccia di Crisafulli. Sempre Bajslak, al pallone sul destro, lo allarga in questo momento per Quaglieri. Pantaleoni, pensa al tiro. Serve ancora il numero 8 Quaglieri. Temperini in sovrapposizione. Perde il possesso della sfera. Braccini. Anticipato da Porcacchia, che serve Mirante. Fascia sinistra. Ottima la finta. Serve ancora il capitano del play-eur, Bongars. Sempre Mirante, molto attivo. Bugiani. Favorisce la sovrapposizione però. Dal limite dell'area può Quaglieri andare al destro, rimpallato dal numero 8 Vallo. Play-eur è completamente riversato nella metà campo avversaria. Vuole il vantaggio la squadra di casa. C'è un intervento adesso duro da parte di Gentile ai danni di Bajslak. Calcio di punizione dalla tre quarti. Protestano i giocatori ospiti, che non gradiscono la decisione del direttore di gara. Sarà comunque un'interessante chance sul punto di battuta. Lo specialista Mirante col sinistro e Bongars col destro. Crisafulli vuole 4 uomini in barriera, che è in area di rigore. Rettifica la distanza ancora una volta il direttore di gara. Si attende soltanto il via libera. Fischia l'arbitro.
Parte Mirante col sinistro, palla che va a lambire il montante alla sinistra di Crisafulli. Ottima la punizione di Mirante, che per poco non sbloccava il punteggio, fermo sempre sullo 0-0 quando siamo giunti al 10° minuto del primo tempo. Crisafulli andrà lungo con i piedi, volevano forse uno schema i giocatori ospiti. Rinvio sbagliato infatti di Crisafulli. Temperini con le mani, all'indietro per Mazzesi. Ridà filo. Porcacchia, sempre per Mazzesi. Si abbassa Pantaleoni che riceve il pallone, lo lancia lungo. Non si intendono però Orlandi e Baislak, dunque comoda la rimessa in gioco di Crisafulli con le mani. Porcacchia in verticale per Quaglieri che si appoggia a Pantaleoni da quest'altra parte. Caprioli tenta il cambio di lato, c'è sempre Mazzesi però che sbaglia l'appoggio. Adesso innesca una buona ripartenza in favore del Città di Pomezia, si allunga però troppo il pallone, dunque prima rimessa dal fondo per Manuel Castellani, il portiere del Playeur, che non ha corso alcun pericolo finora. Pantaleoni lungo, irraggiungibile però per Bongartz, chiuso molto bene da Caprioli e De Angelis. Adesso proprio il numero 2 va all'indietro per De Angelis. Gentile sbaglia il passaggio e innesca la ripartenza di Orlandi, che mantiene il pallone in campo e serve Baislak. Entra in area Baislak, serie di finte col destro in mezzo, risponde Crisafulli. Terza buona occasione per il Playeur, che ha trovato sempre pronto l'estremo difensore ospite. Vallesi lo contrasta Pantaleoni. Allora Mirante, ancora Pantaleoni, ha due avversari addosso. Scarica per Mirante che sbaglia. Allora attenzione a Caprioli. Caprioli entra in area. Mazzesi chiude in angolo. Primo tiro dalla bandierina. Errore difensivo in impostazione da parte di Mirante. Calcio d'angolo per il Città di Pomezia. Il primo della gara al 12° minuto del primo tempo. C'è Lori sul punto di battuta. Grande assemblamento in area. Difende a piano organico il Playeur. Palla adesso in mezzo. Colpo di testa sul secondo palo. Invocano il calcio di rigore per un tocco di mano i giocatori del Città di Pomezia. Non è di questo avviso però il direttore di gara, che dice che si può proseguire. Sbaglia De Angelis l'intervento. C'è comunque Gentile che può servire comodamente Crisafulli. Episodio in area di rigore del Playeur. Caprioli in avanti, prende coraggio adesso la formazione ospite. Mazzesi in anticipo però subisce un tocco. C'è un calcio di punizione. Si rialza adesso Mazzesi dopo il calcio subito da Caprioli. Porcacchia adesso, fronte alta. Cambio di lato per Pantaleoni che si abbassa sempre per ricevere il pallone e tentare di impostare l'azione offensiva. Tocco centrale per Quaglieri adesso. Porcacchia. Lungo per Orlandi. Sbaglio il controllo però il numero 9. Buono il possesso per Quaglieri. Bongartz. Pantaleoni però viene anticipato molto bene. Era anche un fallo ma ci sarà regola del vantaggio non sfruttata. Allora Mirante guarda in avanti, lancio lungo, non c'è nessuno, un po' in difficoltà la difesa ospite però Bongartz dal limite tenta il destro deviato
Primo tiro dalla bandierina adesso, anche per il Play Eur, che pareggia subito il conto degli angoli. Destro deviato di Bongartz. Possono salire le torri. Mazzesi e Porcacchia dalla difesa. Sul disco Gianmarco, al limite, sveglio. Andrà lo stesso Bongartz alla battuta. Va lui col destro, palla sul secondo palo. Non ci arriva Pantaleoni, che può giocare però all'indietro. Temperini. In mezzo il pallone. De Angelis un po' a fatica. Riesce a mettere fuori. Fallo laterale guadagnato da Bongartz. L'ultimo a toccare infatti è Caprioli. Mirante con le mani. Lungo per Bongartz. Palla irraggiungibile però. E ancora rimessa in gioco, che verrà battuta da Crisafulli. Corto per De Angelis. All'indietro. Caprioli tenta il pallonetto in avanti. Non ci arriva nessuno dei suoi compagni. Solito giro palla in difesa per il Play Eur. Riesce però a trovare molti spazi di fronte a una Città di Pomezia, per il momento messo molto bene in campo. Orlandi adesso difende il pallone, subisce un fallo forse, non è di questo avviso il direttore di gara, che indica il pallone. Si può proseguire. Quaglieri ferma la ripartenza della squadra rossoblù. Sarà rimessa laterale poco oltre la linea mediana del campo. Lungo in avanti, anticipato Braccini. Sarà ancora rimessa in gioco. Arriva Porcacchia. Difende il pallone nei pressi della bandierina del calcio d'angolo. Sempre Porcacchia. E guadagna di esperienza. Un'ottima rimessa in gioco. Buggiani riceve ma sbaglia completamente l'appoggio e regala un'interessante rimessa laterale che verrà battuta da D'Ambrosio sul settore di sinistra. Lato corto dell'area di rigore. D'Ambrosio con le mani. Temperini però difende molto bene l'uscita del pallone e sarà ancora Castellani da quest'altra parte a rimettere in gioco in questo momento. Palla che arriva a centrocampo, ballo di testa. Porcacchia serve all'indietro Castellani, che un po' a fatica riesce a mantenere il pallone in campo. Lungo in avanti. Mette giù bene Orlandi. Allora Quaglieri. Serve Pantaleoni, che allarga su Mirante. Buona la finta col mancino. Può andare con il cross in mezzo sul secondo palo. Non può arrivarci Orlandini. Molto alta la difesa del Play Eur in questo avvio. Cerca di tenere alta la pressione, la formazione di casa. De Angelis adesso. Palla lunga, sbagliata su pressione di Bongartz. Fallo lungo! Mirante con le mani all'indietro per Mazzesi.
Porcacchia. Si abbassa Quaglieri e riceve, attaccato da Vallo. Solita ragnatela di passaggi e la formazione in maglia nera che non vuole sprecare il possesso del pallone. Pantaleone adesso lungo, nulla da fare per Mirante. Chiusissima la squadra ospite, non concede spazi. Sempre il play-eur che recupera ogni pallone che staziona a centrocampo. Bajslak se ne va sulla fascia di destra, attaccato, non mantiene il pallone in campo. Sulla pressione di D'Ambrosio, che rimette in gioco con le mani. Colpo di testa di Temperini, guadagna metri la squadra rossoblu. Pallone buono in avanti, Temperini ferma tutto, all'indietro per Castellani. Pantaleoni mette ordine, c'è Bugiani adesso. Sbagliata l'apertura per Mirante. Fase di stallo adesso della gara. Il Città di Pomezia si chiude bene. Il play-eur non ha molte idee in questo momento. Bongarts, Quaglieri, c'è un po' di spazio adesso dall'altra parte. Bajslak, appoggio completamente sbagliato. Allora Lori per Vallo, che sbaglia a sua volta. Temperini in avanti. Orlandi difende bene il pallone, attaccato, scarica all'indietro. Quaglieri, tiro rimpallato da terra, murato ancora una volta dalla difesa ospite. Rimessa in gioco che verrà assegnata al Città di Pomezia. C'è stato un tocco forse del numero 2 Temperini. Subisce un calcione il numero 2. Calcio di punizione proprio di fronte alla panchina del Città di Pomezia. Si spiegano Lori e Temperini. Ha chiesto scusa il numero 11. Passaggio adesso sbagliato da Porcacchia, che innesca la ripartenza di Vallesi per il Pomezia. Palla filtrante in mezzo, gol sinistro! Clamoroso, gol divorato dal Città di Pomezia. Il numero 11 Lori ha sparato alto da ottima posizione dopo un errore in fase di impostazione da parte di Porcacchia, che adesso dà il 5 a Pantaleoni. Grosso rischio per la squadra in maglia nera. Castellani al rinvio dal fondo, occasionissima per il Città di Pomezia, che per poco non trova il vantaggio a sorpresa. Vallo mette ordine sulla sinistra D'Ambrosio. Errore adesso con un passaggio in orizzontale inopportuno. Bugiani attaccato da Caprioli, che lo stende da dietro. Calcio di punizione sulla tre quarti, subito battuto. Quaglieri, Orlandi evita un avversario, anche il secondo, ha la palla sul sinistro, la mette in mezzo con la coscia. De Angelis mette fuori. Orlandi dalla distanza, palla alle stelle, prova subito a reagire la formazione quinta in classifica. Dal fondo Crisafulli, lunga rincorsa.
Bongars. De Angelis anticipa tutti, però fa sbattere il pallone addosso a Mirante e guadagna l'ennesima rimessa con le mani. Ottima finora la partita in fase difensiva degli ospiti. Chianese. Lancio in avanti. C'è Lori dall'altra parte. Sempre il solito D'Ambrosio con la rimessa in gioco. Trova Guglielmi. Palla in mezzo, la chiama Castellani. Non viene però ascoltato dai propri difensori. Fuori gioco di Guglielmi. Sul lancio di Caprioli. Calcio di punizione indiretto che verrà battuto dall'estremo difensore Castellani. Lungo in avanti, palla sulla tre quarti. Bongars tocca il pallone, copre l'uscita di Crisafulli, però Chianese. De Angelis. Fallo di Bongars. Spallata sulla schiena ai danni di De Angelis. Battuta lunga di Chianese. Stacca Porcacchia. Pantaleoni. Difende bene il pallone Orlandi. Scarica su Bugiani. Bajslak. Pallone lunghissimo. Tanti errori in fase di impostazione da parte della squadra di casa, che dopo un buon avvio non sta riuscendo a scardinare l'ottima difesa finora del Città di Pomezia. D'Ambrosio lungo, mette giù Temperini. Bugiani, tre quarti campo, ha la palla sul sinistro, tenta la conclusione. Palla alta, non ci sono problemi per Crisafulli. Solito rinvio lungo. Pallone preda di Temperini che si può involare sulla fascia di destra. Cross rimpallato. Difende bene il pallone adesso Bajslak, che viene messo giù al limite dell'area, ma c'è Bugiani col sinistro in mezzo. Svirgola De Angelis, calcio d'angolo. Reclamavano forse un fallo ai danni di Bajslak i giocatori del Play-Eur. Non ravvisa nulla comunque il direttore di gara e dunque sarà calcio d'angolo. Sempre il solito Bongars alla battuta. Mucchio in aria. Va Bongars col destro. In mezzo stacca Mazzesi. Il palo clamoroso colpito da Pantaleoni. E poi miracolo di Crisafulli. Rimessa dal fondo. Occasionissima per il Play-Eur. Chiedono il calcio d'angolo i giocatori in maglia nera. Il direttore di gara invece ha comandato una rimessa dal fondo. Ravvede la propria decisione il direttore di gara su ammissione del portiere ospite. Ancora tiro dalla bandierina, sarà il quarto in questo primo tempo. Sempre Bongars. Palla lunga sul secondo palo, stacca Porcacchia. Ancora in mezzo. Posizione però di offside del numero 9 Orlandi. Sempre calcio di punizione. Osserva il piazzamento dei compagni Crisafulli. Lungo shoot in profondità. Solito stacco di Porcacchia. Mette ordine Bugiani. Pantaleoni lungo.
di testa però Gentile. Adesso una buona chance, c'è Weislak in posizione irregolare. Regge l'urto dei quinti in classifica la formazione della Città di Pomezia, che si schiera quest'oggi con una difesa a 3. Il solito porcacchia di petto. Mette giù Caprioli. Lungo in avanti. Mette ordine Bugiani. Pantaleoni. Attaccato da dietro, regolarmente però da Caprioli. Mazzesi, fronte alta. Preferisce giocare corto per Porcacchia. Pantaleoni. Mazzesi, attaccato adesso. Porcacchia. Sale il Città di Pomezia che costringe all'errore il play-eur. Palla lunga in avanti. Esce però Castellani. Era una buona chance. C'era Guglielmi tutto solo. Quaglieri. Temperini. Nulla da fare. Bongartz, attaccato da Ballo che gli strappa via il pallone e fa ripartire i suoi. Guglielmi. In mezzo, ottima per Pallesi. L'intervento di Porcacchia, che concede soltanto fallo laterale in zona offensiva. Il play-eur in ottima fase offensiva, ma rischia qualcosa dietro. Le occasioni per gli ospiti sono arrivate tutte da errori in fase di impostazione della difesa. D'Ambrosio corto per Guglielmi, controfallo. Mazzesi. Tocco centrale per Pantaleoni. Bugiani. Mirante col mancino. Cambio di lato per Orlandi, che lascia rimbalzare il pallone. Lo mette giù adesso. Prova ad andare sul fondo. Cross in mezzo, interessante. Libera molto bene la difesa della Città di Pomezia. Ora qualche difficoltà nel disimpegno. Se ne libera bene però De Angelis. Mazzesi. Temperini. Passaggio orizzontale intercettato. Allora Bongartz. Serve Bugiani. De Angelis. È lui l'ultimo a toccare. Preferisce mantenere comunque il pallone in gioco. Bugiani. Calcio d'angolo guadagnato dal numero 7 dei padroni di casa. Lascia il compito della battuta allo specialista Bongartz. Quinto tiro dalla bandierina. Corto Bugiani, è solo. Lato corto dell'area, mette in mezzo. Palla che rimbalza. Braccini spazza via. C'è Temperini che preferisce servire all'indietro il proprio portiere. Castellani osserva il piazzamento e va lungo con i piedi. Chianese intercetta e c'è D'Ambrosio dall'altra parte. Mazzesi ferma tutto. Prova a mettere ordine Quaglieri, che ha subito anche un colpo. C'è il vantaggio però. Bongartz anticipato irregolarmente da dietro. De Angelis ha commesso il fallo. Pantaleoni batte velocemente. Mazzesi a testa alta. Tre quarti campo. Bongartz. Ancora per Mazzesi. Temperini, vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo. Sì. Cross in mezzo sul secondo palo. Completamente sballato. Siamo giunti al 35esimo minuto. 10 più recupero alla fine della prima frazione. Risultato sempre inchiodato sullo 0-0. Rimessa lunga di Crisafulli. Pantaleoni chiede il fallo, comunque il possesso è per il play-eur. Quaglieri in avanti. Sbagliato il suo suggerimento. D'Ambrosio può andare lungo dall'altra parte. C'è Vallesi
chiedono un intervento del direttore di gara per un fallo ai danni del numero 7 Vallesi. Mirante mette fuori il pallone per sincerarsi delle condizioni di Vallesi. Caprioli restituirà il pallone alla squadra di casa. Porcacchia per Pantaleoni, sempre lui a gestire l'inizio delle azioni offensive del play Eur. Non controlla però Bajslak e dunque rimessa in gioco. Temperini con le mani, Staccalori che ricaccia via la squadra di casa. Mette giù adesso Bajslak, Orlandi, sempre per Porcacchia, c'è un po' di spazio per Mirante che ha sempre Caprioli di fronte. Ripiegamento difensivo sbagliato però da parte di Braccini. Chiedono un intervento del direttore di gara ai giocatori del play Eur. Palla da quest'altra parte, Mazzesi all'indietro, rischioso. Castellani gestisce molto bene, concede soltanto fallo laterale. Continuano le proteste per un fallo non ravvisato al limite dell'area della città di Pomezia da parte dell'arbitro. Adesso c'è un po' di spazio, De Angelis chiude tutto, allarga per Caprioli, molto attivo sul settore di destra in questo primo tempo. Chianese in avanti per Vallesi, difende bene il pallone all'attacco di Mirante che lo ferma in fallo laterale. Facciamo pure con Giorgio e Mattia si abbassa di più. Lo dobbiamo fare? Stacca adesso, Peppe. Dove? Vieni, Danilo, porta su, Danilo! De Angelis, vallo lungo in avanti, porcacchia di petto, serve Pantaleoni che prolunga. Il numero 5 però De Angelis con un colpo di testa rischioso all'indietro mette in difficoltà i propri compagni. Bongars non mantiene il pallone in campo. Siamo là, Bocci! Difende bene il pallone Braccini. Ancora l'intervento della difesa di padrona di casa. Pantaleoni cerca il solito Bajslak dall'altra parte. Impreciso il lancio del numero 5. Tanti errori tecnici in questa prima parte di gara. Adesso Bajslak recupera un buon pallone, entra in area, serve all'indietro Orlandi, palla ribattuta, Quaglieri sul fondo deviato, sarà ancora tiro dalla bandierina. Aumenta la pressione il play Eur a caccia del vantaggio. Sesto tiro dalla bandierina. Assegnato ai ragazzi di Luzzardi. Bongars in mezzo al pallone, libera la difesa, Mirante può andare col sinistro, completamente sballato, palla alle stelle.
Crisafulli dal fondo. Sfera intercettata dalla porcacchia di testa. Bongars. Ballo. Lancio lungo. Bravissimo Mazzesi, che permette il comodo intervento di Castellani. Non può andare corto per i compagni. E allora sarà ancora una volta palla lunga. De Angelis commette fallo ai danni di Bongars. Punizione battuta corta da Pantaleoni. Non rispetta la distanza Braccini. Comunque spera in possesso dei ragazzi in maglia nera. Bugiani stoppa di petto, ma trova il solito De Angelis, praticamente perfetto in questo primo tempo. Sarà sempre lui ad andare con le mani. Porcacchia alza un campanile, ma sempre lui subisce un colpo alla schiena da parte di Vallesi. Non c'è però alcun fallo. Pantaleoni. Mazzesi mette ordine Quaglieri, che si appoggia a Temperini. Sempre Pantaleoni. Non c'è spazio per i padroni di casa. Allora Mazzesi, lungo per Quaglieri, smista il pallone dall'altra parte dove c'è Temperini, che cerca Orlandi in profondità. Buono il colpo di tacco, entra in area Bajslak, mette in mezzo, si salva ancora la difesa del Città di Pomezia. Ottima trama offensiva dei ragazzi in maglia nera. Andrà forse Bajslak? No, lascia sempre il compito al numero 10 Bongars, che va per la 7ª volta in questo primo tempo dalla bandierina. Si difende con tutti i suoi effettivi il Città di Pomezia. Palla corta che rimbalza in mezzo. Vallo mette fuori. Mazzesi di testa, prolunga. Mirante col sinistro. Si distende Crisafulli. Proteste dei giocatori in maglia rosso-blu. Volevano un fallo in attacco che l'arbitro non ha concesso. Temperini adesso concede un fallo laterale di fronte alla panchina degli ospiti, quando mancano 2 minuti più recupero alla fine di questa prima frazione. Guglielmi. Vallo. Cambio di lato per Caprioli. Pallone un po' all'indietro, deve retrocedere il numero 2, che prova il cross in mezzo. La chiama Castellani senza problemi. Serve Pantaleoni, che adesso ha un po' di spazio. Può avanzare il numero 5. Allarga per Bugiani. Ha un po' di spazio il numero 7. Attaccato da Vallesi. Si appoggia a Mirante. Non c'è spazio. Deve ricominciare il play-out. Sempre dalla difesa, sempre da Mazzesi. Cerchio di centrocampo. Cambio di lato buono per Mirante, che ha un po' di difficoltà a stoppare il pallone. Lo ferma Caprioli. Mirante, lungo in area, c'è Orlandi che duella con Gentile, va a terra Orlandi, non c'è nulla. Bongars adesso commette fallo ai danni di De Angelis. Punizione difensiva in area, fa retrocedere il punto di battuta il direttore di gara. Crisafulli andrà con il solito lancio lungo, stacca Bugiani. Orlandi difende il pallone dall'attacco di Caprioli. Calcio di punizione. L'arbitro ha ravvisato un tocco di mano del centravanti in maglia nera. Chianese in avanti. Colpo di testa di Mirante e fallo laterale. Sempre De Angelis alla battuta. 20 secondi più recupero.
Orlandi strattonato da Chianese, non c'è fallo secondo l'arbitro. Caprioli si può imbolare sulla destra, palla bassa, in uscita, la chiama sempre Castellani. Porcacchia, imposta Pantaleoni. Il direttore di gara ha concesso un solo minuto di recupero in un primo tempo che non ha avuto molte pause. Si invola Bajslack, percussione, fermato Gentile, in scivolata lo ha bloccato. Adesso Mirante. Ultimi sprazzi di primo tempo. Pantaleoni, buono il pallonetto, chiude tutto Caprioli, rimbalza il pallone. Bugiani, serve Quaglieri, al limite dell'area Quaglieri, fermato da Capitan Chianese. Temperini difende il fallo laterale. 15 secondi al termine del primo tempo. Orlandi si porta il pallone fuori per quella che sarà probabilmente l'ultima rimessa in gioco di questo primo tempo. Risultato sempre sullo 0-0. Arriva adesso il duplice fischio. Finisce qui il primo tempo 0-0 tra Play Eur e Città di Pomezia. È tutto pronto per il calcio d'inizio della ripresa. Squadre schierate a campi invertiti. Il Play Eur attaccherà da sinistra a destra in maglia nera. Da destra a sinistra risponderà il Città di Pomezia in maglia rosso-blu. Subito primo fallo laterale in favore dei padroni di casa. Il solito Mirante alla battuta che spinge tantissimo sulla corsia di sinistra. Quaglieri adesso col destro. Non ci sono problemi per Crisafulli. Palla ampiamente larga di qualche metro. Lungo pallone in avanti, stacca Bugiani. Vallesi alla ricerca di Braccini, circondato da 4 avversari. Pantaleoni ha toccato tantissimi palloni il numero 5, un po' impreciso però quest'oggi. Gentili per De Angelis, un po' in difficoltà, mantiene il pallone in campo Caprioli, che si invola, vince un rimpallo, rimontato da Quaglieri e Bajslack. Castellani, frettoloso nel rinvio, concede il fallo laterale agli ospiti. Vallesi guadagna forse il calcio d'angolo, no, Porcacchia può liberare. Pantaleoni sbaglia ancora una volta lo stop. Si porta in zona alta il Città di Pomezia. Vallo in mezzo, c'è Temperini sul secondo palo che di petto appoggia comodamente a Castellani. Ottima la diagonale del numero 2. Orlandi sbaglia lo stop. Gentile di testa esce con i piedi dalla propria area di rigore. Crisafulli, colpo di testa di Gentile un po' corto. Quaglieri, Orlandi tocca il pallone, rinvio corto della difesa ospite. Temperini attaccato, c'è Bajslack, lato corto dell'area di rigore. Bajslack va sul fondo, mette in mezzo, teso, Quaglieri si divora un gol già fatto. Palla altissima da ottima posizione per il numero 8, vicinissimo al vantaggio il Play Eur. Grave però l'errore di Quaglieri sotto misura. Mazzesi
Bugiani tenta il sinistro, in corsa, inghiottisce il pallone. Crisafulli. Va lungo l'estremo difensore ospite. Stacca Porcacchia. Pantaleoni prolunga. Ennesimo errore del numero 5 in fase di impostazione. Bongartz difende il pallone dall'attacco di De Angelis, che lo mette giù all'altezza della linea mediana del campo. Ruvido l'intervento del difensore in maglia rosso-blu. Si dovrà ribattere il calcio di punizione. Porcacchia, sempre per Mazzesi. Bugiani si appoggia ancora a Mazzesi, testa alta, verticale per i compagni. Non ci arriva Orlandi, che poi va a terra. Ottima difesa del pallone da parte di Gentile. Dal fondo Crisafulli. Temperini è solo e di testa serve Bajslak, che prolunga di tacco. C'è sempre Bongartz sul pallone, spostato all'ultimo. Si lamenta il numero 10, timide proteste però delle Playeur. Nulla da segnalare. Mazzesi. D'Ambrosio. All'indietro per De Angelis. Lori. Vallo. C'è Caprioli come al solito sul settore di destra, in verticale per Vallesi. Si gira. Porcacchia, gli porta via il pallone. Ma la rimessa è per gli ospiti. Ancora in zona offensiva. Caprioli con le mani. Si gira Lori. Pantaleoni alza il campanile e risolve tutto. Palla che staziona sulla tre quarti. Ci prova Vallo dalla distanza. Rinvio lungo di Castellani. Bongartz anticipato da Vallo, che subisce un colpo dal numero 10 in maglia nera. L'arbitro ferma il gioco e consente l'ingresso dei soccorsi. È ricaduto forse male sulla spalla il numero 8 degli ospiti. Riprende in questo momento la gara. Vallo è a bordo campo. Chiede all'arbitro se può rientrare. Fa adesso il suo ingresso in campo. Lungo il pallone di Crisafulli. Temperini con i piedi. Gentile con le mani. Temperini subisce una spinta da dietro. Calcio di punizione che verrà battuto da Mazzesi. Corto per Porcacchia, che può avanzare. Serve ancora Mazzesi. Vuole il lancio lungo. Gentile. Allarga per Guglielmi. Buona la finta. Bugiani intercetta il pallone. Tre quarti campo. Bugiani allarga per Orlandi. 1 contro Caprioli. Ne ha 2 adesso addosso
l'attaccante, palla in mezzo, stacca indisturbato Bajslak, pallone sul fondo, lasciato colpevolmente solo dalla difesa ospite. Il numero 11 non è riuscito a dare la giusta direzione al pallone. Mette ordine Lori, a destra per Caprioli, se ne va, la palla però è uscita, si lamenta la panchina ospite, ma il direttore di gara ha comandato la rimessa in gioco. Pantaleoni, ennesimo errore del numero 5, sottotono quest'oggi. Pantaleoni, sempre lui, all'indietro per Mazzesi, Bugiani, a sinistra Mirante, chiama il pallone Bugiani, non lo serve Mirante che si intestardisce, gli porta via il pallone Vallo, Vallesi a destra, messo giù, calcio di punizione sulla tre quarti campo, poco oltre la panchina del Play Eur. Lori sul punto di battuta, soltanto un uomo in barriera chiesto da Castellani, che è Bongars. Orlandi in area di rigore per proteggere la propria porta, palla lunga sul secondo palo, la chiama Castellani che sbaglia clamorosamente il rinvio. Guglielmi in area di rigore, Guglielmi, palla in mezzo sul secondo palo ancora, dal limite Lori col sinistro, la rimpalla addirittura De Angelis, adesso contropiede Bajslak, 1 contro 1 contro Gentile che gli porta via il pallone. Gentile, pantaloni lungo per Bongars che manca l'aggancio, era una buonissima chance per i padroni di casa. Si accende il match, sempre 0-0 però. Lungo Crisafulli, colpo di testa di Vallesi, comodo il recupero di Mazzesi, corto per Quaglieri, attaccato da due avversari, messo giù, c'è il calcio di punizione, protesta ancora la squadra ospite. Porcacchia per Mazzesi che deve necessariamente tornare da Castellani, lungo per Mirante, colpo di testa sbagliato, rimessa in gioco per il Città di Pomezia, in questo momento settimo in classifica con 30 punti in virtù dello 0-0 che sta maturando. Porcacchia all'indietro di testa, facile per Castellani che vuole giocare corto. Pantaleoni riceve, serve Mazzesi, cambio di lato buono per Mirante, in due sul pallone, Bongars, Bugiani, Orlandi attaccato, difende bene il pallone ma sbaglia per l'ennesima volta in fase di appoggio, non trova la sovrapposizione di Mirante. De Angelis con le mani, se la prendono comoda adesso gli ospiti, acquista bene il pareggio. Porcacchia di testa, serie di batti e ribatti. Quaglieri prova a mettere ordine, Temperini, Pantaleoni, imposta, Bugiani, Pantaleoni, Mirante, cross dalla tre quarti, in scivolata Chianese concede il primo calcio d'angolo in questo secondo tempo.
a beneficio del player. Bongars, corto per Mirante, vertice dell'area, in mezzo, cross basso, deviato forse con un braccio, chiedono il rigore, palla in aria, palla fuori, Quaglieri ha trovato la pronta risposta di Crisafulli, protesta Mazzesi con il direttore di gara, volevano il calcio di rigore per un intervento col braccio di De Angelis in area. Bongars, a giro in area, stacca il numero 5. Mirante col sinistro, la palla sul palo, poi Orlandi si divora il vantaggio. Era in posizione irregolare però. Clamoroso il palo colpito da Mirante, gran sinistro dal limite dell'area. Crisafulli non ci sarebbe arrivato. Vicinissima al vantaggio la squadra di casa, quando se n'è andato il primo quarto d'ora in questo secondo tempo. Crisafulli, lungo in avanti, porcacchia, imperioso di testa. Bongars si avventa Orlandi sul pallone, glielo contende Chianese, che si porta il pallone sul fondo ma riesce a mantenerlo in campo. Sarà fallo laterale. Sale adesso la pressione dei padroni di casa a caccia della vittoria che li proietterebbe ancora di più nelle zone nobili della classifica. Lato corto dell'area di rigore a sinistra, Mirante in mezzo, sta a cavallo, Quaglieri mette giù, allarga per Bongars, in area Bongars, nulla da fare, rimpallato il numero 10, deve accelerare i tempi in questa ripresa la squadra di Luzzardi. Mirante lungo con le mani in aria, De Angelis la mette fuori di testa, adesso è assedio al fortino della città di Pomezia. Terzo calcio d'angolo in questo secondo tempo. Il solito Bongars. In mezzo, porcacchia, chiede un intervento del direttore di gara. La palla è buona, lunga. Bugiani non vuole correre rischi e mette il pallone fuori. Questo sarà il tema del secondo tempo, con il player che mantiene il possesso di palla e fa la partita, ma il Città di Pomezia può far male in contropiede e lo ha dimostrato anche nel primo tempo. D'Ambrosio, l'appoggio di Lori è buono, si porta il pallone fuori il numero 3 però. Rimessa per Temperini, all'indietro per Mazzesi. Preferisce giocare corto per Porcacchia. Attaccato, costretto a lanciare lungo. Orlandi, anticipato. Lungo De Angelis. Temperini di testa, un po' in difficoltà il numero 2. C'è Guglielmi, ancora Porcacchia. Lo porta fuori. Guglielmi si porta il pallone sul fondo. Rimessa in gioco per Castellani. Si è accesa la gara in questo secondo tempo, dopo un primo tempo equilibrato e con poche occasioni. Bajslak di testa, anticipa tutto Caprioli. A sinistra c'è un po' di spazio per D'Ambrosio. Vallesi, fermato. Bajslak messo giù da Chianese, che si prende anche il cartellino giallo, il primo della gara, all'indirizzo del capitano degli ospiti. Crampi. Un po' di crampi per Bajslak, che si accascia al suolo. Protesta Chianese, ma il fallo sembrava evidente. Ha bloccato la ripartenza del numero 11 con un fallo di ostruzione. Continua però a non essere d'accordo. Buona chance dalla tre quarti, potrà andare lungo
Mirante in area di rigore con il mancino. Difesa ospite schierata al limite dell'area di rigore. Mirante morbido, sul secondo palo c'è Mazzesi. Bongars difende il pallone, ha il problema di girarsi. Chianese spazza via. È altissima adesso la pressione del Play-Eur, sempre a caccia del vantaggio e di una vittoria che sarebbe preziosissima. Mirante in mezzo, sta a cavallo. Vallesi, Caprioli lungo, Braccini non può mantenere il pallone sul terreno di gioco. Il Play-Eur è completamente riversato nella metacampo offensiva. Orlandi in mezzo, la sponda non arriva a Bugiani. Porcacchia sbaglia clamorosamente, ripartenza. Braccini, Mazzesi si conquista un fallo con esperienza, appena toccato dal centravanti degli ospiti, si lascia cadere. L'arbitro concede il calcio di punizione. Mirante per Bugiani, attaccato da due avversari. Pantaleoni si gira, ha la palla sul sinistro, non è il suo piede. Un intervento ancora forse con un braccio da parte di Capitan Chianese, che rischia perché è anche ammonito. Temperini fermato da D'Ambrosio, intervento a piedi uniti sul pallone però di Temperini. L'arbitro sta forse perdendo un po' il controllo della gara, invita tutti alla calma. Ci sarà soltanto una rimessa laterale per D'Ambrosio. D'Ambrosio alla rimessa in gioco quando siamo giunti al 20° minuto della ripresa. Possesso per il Play-Eur. Bugiani, velleitario il suo mancino. Vallo allarga per Caprioli, uno dei più positivi della formazione rossoblù. Adesso cade a terra, non c'è fallo, ma soltanto una rimessa in favore degli ospiti. C'è la prima sostituzione del match che verrà effettuata dal Play-Eur. Esce Bongars. Al suo posto entra il numero 13 Buongiorno. Andrà a posizionarsi probabilmente al posto proprio del numero 10 in campo. Lungo il pallone, facile per Castellani con le mani. Corto per Mazzesi. Sulla fascia Baislak. Fermato molto bene da D'Ambrosio, che non riesce a mantenere il pallone in campo. Mazzesi, palla lunga in avanti, stacca Orlandi, di testa. La difesa adesso perde tempo. Crisafulli cerca di far scorrere più secondi possibili. Pareggio che sarebbe fondamentale in trasferta per il Città di Pomezia. Vallesi mette giù, contrastato da Temperini. Non c'è fallo, regolare l'intervento del numero 2. Pantaleoni si gira bene adesso, lungo in avanti, proprio per Buongiorno.
c'è soltanto rimessa. Gioca con 2 punte ora le play-eur, che sono Orlandi e Buongiorno. Rimessa per i rossoblu, l'ha guadagnata la Vallesi, che ha scambiato la propria posizione in campo con Lori. Fallo di mano di Temperini, calcio di punizione. Alla battuta c'è D'Ambrosio, fischia l'arbitro. Lungo sul secondo palo, stacca Mirante, uno dei migliori in campo per la squadra di casa. Guadagna qualche metro con la rimessa. Ballo, stoppa tutto. Vallesi non può controllare e sarà ancora Castellani dunque a servire i suoi compagni. Rinvio così e così, non ci arriva Temperini. Vallesi mette il corpo e sbilancia quel tanto che basta. Il numero 2 che non può controllare il pallone. Rimessa Città di Pomezia. Dopo qualche sussulto in avvio di secondo tempo, la gara sembra tornata sui ritmi bassi del primo tempo. Fallo adesso fischiato in favore del Città di Pomezia. Quaglieri si arrabbia, non gradisce la decisione dell'arbitro. Ci sarà un buon calcio di punizione dalla 3/4 offensiva, zona sinistra del campo. Lori sul punto di battuta. Parte Lori col destro in mezzo, sul secondo palo c'è soltanto Mirante che rilancia per Buongiorno. Caprioli non lo riesce a contenere, adesso buona chance, 2 contro 1, Bajslak dall'altra parte. Buongiorno ci incischia troppo. Buongiorno alimenta l'azione. Sul secondo palo Orlandi, in mezzo, si gira Buongiorno e la palla finisce in rete. Il vantaggio delle play-eur al minuto 26 della ripresa. Buongiorno, il nuovo entrato, ha messo il pallone in rete. Situazione confusa in area, ma la risolta è il numero 13. Vantaggio dunque delle play-eur in una gara che vive di fiammate. Improvviso contropiede generato da un'azione offensiva in favore del Città di Pomezia. Calcio di punizione che è stato ribaltato in contropiede dal play-eur. Una grande transizione offensiva di Bajslak che ha servito Buongiorno. Dopo una serie di rimpalli è arrivato il gol decisivo del numero 13. Ha avuto ragione Luzzardi a farlo entrare in campo. Adesso l'inerzia della gara è tutta a favore dei ragazzi in maglia nera. Rimessa in gioco però per il Pomezia, che deve rimontare. Sul secondo palo c'è Vallesi col destro, un gol pazzesco, l'immediato pareggio della formazione ospite al 27° minuto. Un gol incredibile del numero 7 Vallesi sul lancio di Vallo. Pareggia subito il conto dunque la squadra ospite al gol di Buongiorno. Risponde Vallesi un minuto dopo. Proteste dei ragazzi in maglia nera che non gradiscono non so quale decisione. Comunque fatto sta che c'è il pareggio 1-1. Un gol incredibile di Vallesi. Si è accesa la gara in questo secondo tempo. Botta e risposta tra le due squadre. Quaglieri, Mirante, lungo in area di rigore col sinistro. Gentile, un po' in difficoltà, bravissimo D'Ambrosio a appoggiare all'indietro di testa. Sembrava aver risolto i propri problemi.
il play Eur, tutto da rifare invece, quando manca poco più di un quarto d'ora alla fine. Mirante, Quagliari mette ordine per Mazzesi che lascia sfilare a beneficio di Castellani. Pantaleoni non riesce ad arrivare sul pallone, Braccini, lungo il suggerimento sul settore di destra. Niente da fare però. Vallesi ha trovato un pareggio insperato, ma bellissimo. Vallo in avanti. Vallesi tira, calcia addosso a Mazzesi, rimane a terra il numero 7, continuano a giocare però, adesso c'è una buona azione offensiva, contropiede guidato da Bugiani, a sinistra, sempre a terra Vallesi, messo giù Bugiani, non fischia l'arbitro e adesso mettono fuori il pallone i ragazzi in maglia rosso-blu. Riprende in questo momento la gara dopo i soccorsi per Vallesi che era rimasto a terra dopo un contrasto con Mazzesi. Continua a far scorrere i secondi Crisafulli. Palla lunga adesso, stacca Porcacchia, di testa le ha prese tutte lui. Mirante allarga, si ferma ancora il gioco, ora cercano può riprendere la gara. Era rimasto a terra Braccini che adesso guadagna l'uscita dal campo, pronto per rientrare però. Mazzesi supera adesso la linea mediana del campo. Bajslak si gira bene, brutto fallo di Gentile. Calcio di punizione dal limite dell'area. Arbitro accerchiato. Duro intervento del numero 6 ai danni di Bajslak. Interessante opportunità. Porcacchia va a discutere con il direttore di gara, volevano forse un cartellino giallo che non è arrivato. Alla battuta lo specialista Mirante. Barriera folta, quella richiesta dall'estremo difensore ospite. Ci sono 6 uomini. Adesso si allontana Gentile, dunque sono 5 gli elementi in barriera. Mirante sul pallone, si attende il fischio dell'arbitro che arriva. Mirante, una punizione bellissima, parata da Crisafulli che si accartoccia e fa sua la sfera. Pronto il rilancio per D'Ambrosio, si porta il pallone sul mancino e lo scarica in avanti. Mirante stacca, serve Quaglieri. Bugiani sulla fascia sinistra. Buongiorno. Cerca la sponda per Orlandi, la trova. C'è un po' di spazio a sinistra, infatti viene servito Bugiani. Tocco centrale per Orlandi. Pantaleoni sul destro, si gira. Nuova riapertura per Bugiani. Cross dalla tre quarti. Vallo di tacco. Spazza via definitivamente. Mazzesi per Pantaleoni. Ennesimo errore del numero 5. Davvero sottotono quest'oggi. Fallo in attacco commesso da Bajslak, calcio di punizione difensivo che fa respirare e guadagnare secondi alle Città di Pomezia. Ci sarà un cambio, il secondo per gli ospiti. A 3 Paolo, a 3, Lori Basso e te Lemmo. Entra il numero 15 Lemmo.
Esce il numero 8 Vallo, che forse ha accusato qualche problema fisico. Crisafulli lungo in avanti alla ricerca di Braccini. Borcacchia pulisce la metà campo e deposita il pallone in fallo laterale. Caprioli con le mani. Vallesi, autore del gol del pareggio, splendido. De Angelis sul secondo palo. Temperini può stoppare con il petto. Rilancio per Buongiorno. Buongiorno si invola sulla destra. Tocco centrale. Bajslak, Pantaleoni. Nulla da fare. Pallonetto errato. Non riesce più ad uscire ora il Città di Pomezia, che dopo il gol del pareggio è tutto rintanato nella propria metà campo a difesa del pareggio. Orlandi si gira bene, va sul fondo, guadagna forse un calcio d'angolo, è il massimo da quella situazione. Tiro dalla bandierina, non c'è più Bongers, uscito per far spazio proprio a Buongiorno. Rimangono fuori dall'area 3 giocatori per il play-out, tutti in area invece gli altri componenti. In mezzo il pallone sul secondo palo, Orlandi, poi con la mano forse non ravvisa la scorrettezza l'arbitro. Mirante mette giù, si salva ancora il Pomezia, contropiede, Lemmo per Caprioli, Pantaleoni, intervento super, blocca la ripartenza e consente ai suoi compagni di rientrare. Caprioli lascia il compito della battuta a De Angelis. 10 minuti alla fine della gara. Quaglieri in scivolata. Si rialza Caprioli. Rimessa comunque affidata a De Angelis. Orlandi recupera Lori. Orlandi. Buongiorno, scivolata di Gentile che si ritrova lì il pallone e serve Vallesi per dare aria alla manovra. Attaccato da due avversari, Vallesi si gira, Pantaleoni gli sradica il pallone dai piedi. Subisce poi il ritorno di Gentile. Sulla destra Bajslak per Buongiorno, non c'è fuorigioco. Buongiorno entra in area, Buongiorno fermato, scivola sul pallone Bajslak, messa giù, calcio di rigore per il play-out. Proteste vibranti degli ospiti, ci saranno forse cartellini al 37esimo minuto. Dunque calcio di rigore, ha cerchiato il direttore di gara. De Angelis a muso duro contro il direttore di gara, probabile un cartellino. La decisione comunque è stata presa, calcio di rigore per il play-out, atterrato Bajslak in area. Cartellino giallo per De Angelis, il secondo in questa gara, dopo quello combinato a Chianese. Svolta del match. Andrà Mirante sul pallone. Lo voleva battere Orlandi forse. Ed è proprio Orlandi invece ad incaricarsi della battuta. Il numero 9, che ha già trasformato nella scorsa gara un penalty contro il Real Velletri. Trentottesimo sul cronometro in questa ripresa. Orlandi contro Crisafulli, col destro la parata di Crisafulli sulla ribattuta, poi c'è il gol di Orlandi che raccoglie la respinta sul rigore parato ed insacca il punto del 2-1. Continuano a protestare gli ospiti. Si è alzata in piedi tutta la panchina dei padroni di casa per festeggiare il gol di Orlandi.
che si era fatto parare il rigore da un ottimo Crisafulli, ma sulla respinta è stato il più lesto di tutti e ha insaccato. Tutto questo quando mancano 6 minuti, ma ci sarà sicuramente un corposo recupero. Secondo cambio per i padroni di casa. Entra Panzeri ed esce Bajslak, che si è procurato il calcio di rigore contestatissimo dagli ospiti. Sei minuti più recupero alla fine della gara. Il play-out è in vantaggio per 2-1. Lori, che adesso è in posizione centrale, sbaglia l'apertura. Con calma, ora Mirante. Il play-out è forte del vantaggio. Terzo ed ultimo cambio in favore delle Città di Pomezia. Esce Braccini ed entra Solitario. Mirante lunghissimo in avanti. Alza ora un campanile. Colpo di testa di Lemmo. Anzi, era Lori. Orlandi mette giù un gran pallone. Lo difende, ma glielo porta via Caprioli. Finale tutto da vivere qui al Melli. Il risultato è di 2-1. Quaglieri, attaccato da 3 avversari che gli portano via il pallone. Panzeri interviene, ma la palla ora è tra i piedi dei giocatori rossoblù. Lemmo, dall'altra parte c'è Caprioli, all'indietro per De Angelis. Chianese, porcacchia di petto, attaccato, deve rilanciare in avanti dove c'è Buongiorno, che deve difendere il pallone dall'attacco di 3 avversari. Fallo e calcio di punizione per un fallo commesso ai danni di Gentile. Calcio di punizione che verrà battuto dall'estremo difensore Crisafulli. Lungo in avanti. Temperini di testa. Concede forse un fallo laterale, così è. Non ha più nulla da perdere ora il Città di Pomezia a caccia del pareggio. Sbaglia il controllo D'Ambrosio. In avanti Gentile. Pallesi, ottimo numero, se ne va sulla fascia di sinistra, protegge il pallone, lo serve molto bene, all'indietro per Caprioli, non c'è fallo. D'Ambrosio, intervento di Panzeri, sarà calcio d'angolo, addirittura il primo in questa ripresa per il Città di Pomezia, che ora si riversa in avanti. Soltanto 3 uomini fuori dall'area di rigore. Palla in mezzo, sul secondo palo stacca Porcacchia. Lori lo attacca Buongiorno. Con le mani a metà campo Crisafulli. Direttamente tra le braccia dell'altro estremo difensore Castellani, che può far passare adesso i secondi. 2 minuti alla fine. C'è sulla sinistra Caprioli.
Temperini lo ferma. Lemmo lascia il compito della battuta ad Ambrosio. Intervento da dietro di Panzeri. Sarà calcio di punizione dalla tre quarti. Panzeri. Ultimo giro di lancette, poi sarà soltanto recupero. Lemmo alla battuta. Mucchio in aria. C'è anche D'Ambrosio sul punto della battuta. Si toglie adesso. Lemmo. Sul secondo palo. Pericoloso. Esce Castellani al limite dell'area. Il tiro tentato da Lori sul fondo. Proteste di Castellani che voleva un fallo ai suoi danni. Sarà soltanto rimessa dal fondo invece. 15 secondi prima della segnalazione del recupero, che probabilmente sarà molto corposo, molte interruzioni. Stacca Temperini. Bugiani prolunga in avanti. Buongiorno non attacca il pallone. Crisafulli con i piedi. Porcacchia di testa. Lemmo subisce forse un fallo da parte di Panzeri. Non è di questo avviso l'arbitro. Temperini può andare con le mani. Prolunga Panzeri per Buongiorno, che scarica dall'altra parte, dove c'è Orlandi messo giù. Caprioli. L'intervento di Pantaleoni, che si invola sulla destra. Porta lontano il pallone dalla propria area di rigore. Ottimo il numero, ancora Pantaleoni. Si porta sul fondo il pallone. Ottima però l'azione del numero 5. Con i piedi Crisafulli. Lungo. Mirante. Mette il pallone fuori, non c'è stata deviazione, dunque rimessa in gioco per il Città di Pomezia. Palla in aria, stacca Mazzesi. Lemmo difende il pallone dall'attacco di 3 avversari. Crisafulli può andare lungo. Pantaleoni di testa. Adesso c'è una possibilità, un 3 contro 3. Buongiorno si invola sulla sinistra, lascia a Pantaleoni in mezzo. Bugiani dal limite, spalle alla porta. Orlandi col destro, palla altissima. Finisce qui, vince il play-out per 2-1. I ragazzi in maglia nera si portano a quota 39 punti in classifica, in attesa delle altre gare. 2-1.